Con Giovanni Sorce, premio alla carriera in questa 11ª edizione dei Penalty Awards. È una carriera di calcio che prosegue nel calcio dopo i fasti nel professionismo e nel grande calcio con il Parma, ma soprattutto una carriera che prosegue con i giovani per l'Atena Agrigento. Sì, sicuramente diciamo, una volta appese le scarpe al chiodo, come si vuol dire, diciamo, e aver fatto una carriera penso abbastanza dignitosa con tantissime soddisfazioni. Poi ripeto, la passione che ci lega a questo mondo ha fatto sì che insomma, poi aprissi una scuola calcio che è l'Atena Agrigento e che, devo essere sincero, sta dando altrettante soddisfazioni di come l'ha avuto da calciatore. Una scuola calcio importante, una scuola calcio elite nel panorama siciliano, dove c'è sempre tanta concorrenza, ma l'Atena raccoglie anno dopo anno risultati ambiziosi. Sicuramente siamo un punto di riferimento in provincia e non solo, perché abbiamo anche ragazzi che vengono dalla provincia di Caltanissetta, per esempio a Gela, Mussomeli, quindi devo essere sincero, diciamo, e questo ci inorgoglisce, diciamo, essere considerati, ripeto, come il punto di riferimento della provincia. Quindi noi continueremo a lavorare sempre per il bene dei ragazzi e, ripeto, per chissà riuscire a dare a qualcuno di loro le opportunità che ho avuto io da giovane. Con Fabio Capuana, segretario della LND Palermo. Fabio, è una giornata istituzionale, è una di quelle giornate che ci piace sempre anno dopo anno ricordare, giunta alla sua 11ª edizione, per la grande passione, per la grande dedizione che mette Ettore Tortorici, ma soprattutto anche per fare un po' il punto della situazione a stagione quasi finita, perché abbiamo sempre detto, ancora facciamo in bocca al lupo al Modica, che si sta giocando ancora le ultime chance per andare in D. Grazie intanto e buonasera a tutti. Intanto hai usato i termini esatti, perché ormai diciamo che questa manifestazione, giustamente, a buon ragione, diciamo che ormai è istituzionalizzata letteralmente, ma la cosa che mi impressiona maggiormente è il fatto che qualche anno addietro nessuno poteva immaginare che potesse diventare, come dire, una location da calciomercato quasi, perché c'è il Gotha del calcio, c'è il Fiorfiore del calcio e questo impreziosisce l'evento, ma dà grande merito a Ettore che ha saputo crescere nel tempo e ha organizzato una manifestazione di livello assoluto regionale e non solo, perché oggi è una passerella importante e dobbiamo essere orgogliosi come siciliani di essere presenti oggi qui. Quindi grandi elogi per Ettore e per tutti voi addetti ai lavori. Graziano Strano, non più nelle vesti di direttore generale ma di amministratore delegato dell'Akragas, una stagione che volge al termine con una salvezza direi comoda.
Adesso si tirano le somme. Direttore, cosa state pensando per la stagione a venire ad Agrigento? Piazza senz'altro tra le più interessanti del panorama siciliano. Innanzitutto sono fiero ed orgoglioso che la proprietà mi abbia insignito di questa carica fondamentale che da sempre io ho aspirato. Mi faccio sempre al mio professore, al mio maestro che è Pietro Lo Monaco. Da sempre ho voluto fare l'amministratore delegato, ci sono riuscito e la Piazza di Agrigento vuole solo migliorare il campionato passato. Ci stiamo tentando di formattare una squadra omogenea e lungimirante e poi il Presidente saprà con tutto l'entourage, col direttore Campanata, cosa fare per l'Agragas. Quali sono le difficoltà più importanti? Evidentemente Agrigento è una piazza che davvero è reduce non troppi anni fa dal professionismo, è una piazza esigente, palato fine, vi siete conosciuti un anno, adesso cosa si può fare in più? Innanzitutto ho conosciuto un grande uomo che è il patron Deni, che da 4 anni tira avanti da solo questa barca che si chiama Agragas Calcio. Vogliamo fare qualcosa, innanzitutto aspettare che inizino i lavori che sono stati stanziati finalmente con una legge e con un contributo, dopo 80 anni che aspettava la città di Agrigento questi torri faro e questo rifacimento del campo e sicuramente il Presidente oggi agirà per domani. Invece direttore possiamo dire c'è stato un momento di fuoripista, poi rientrato e ridirezionato verso altri lidi o ancora i lidi non erano aperti? No, era una scelta di vita mia, una scelta familiare, però poi guardandomi dentro sapevo di non poter compiere quest'opera. Ringrazio le persone che mi hanno ascoltato per un periodo, però Agrigento è Agrigento, quindi sono dovuto andare di corsa e sono felice della scelta fatta. Con Francesco Drago, responsabile del settore giovanile della New Eagles, società di Capodorlando e Galati Mamertino, tra le più attente, preparate e pronte nel settore giovanile della Costa Saracena. Mister, altra grande stagione, ennesima riconferma. Sì, dai, non ci possiamo lamentare della stagione appena passata, che ancora dobbiamo concludere con qualche altro torneo. Il lavoro è sempre stata la base del nostro progetto, continuiamo a lavorare e vediamo quello che raccoglieremo. New Eagles tra le società che hanno raccolto risultati importanti in questa stagione, comunque si continua a macinare, si continua a produrre evidentemente anche non soltanto risultati poi personali, ma anche la New Eagles ormai è una realtà affermata. Sì, noi quando siamo partiti con quell'obiettivo, quello di crescere anno dopo anno senza correre troppo perché c'è il rischio di inciampare. Abbiamo lavorato, stiamo crescendo, cercheremo di crescere ancora e cercheremo di aiutare quanti più ragazzi possibili a raggiungere i propri sogni. Con il direttore sportivo Davide Mignemi al Penalty Awards, un premio per il grandissimo lavoro che hai svolto direttore al Gubbio negli anni di carriera, Lentini prima, Gubbio poi. Il futuro sicuramente riserverà ancora nuove pagine, ma guardandoti indietro sono state stagioni esaltanti. Visto che Ettore Tortorici ti ha premiato con un ruolo importante, credo che tu possa essere intanto orgoglioso. Ma sicuramente sono orgoglioso e onorato di ricevere questo premio. Tu sei parte integrante di una parte della mia storia. Siamo partiti che eravamo ragazzini in quell'Asico a Leonzio e abbiamo, nei dilettanti abbiamo credo fatto un lavoro straordinario, vincendo più campionati consecutivamente e approdando ai professionisti. Sì, vengo da 3 anni belli, importanti, che mi hanno forgiato, mi hanno formato e mi hanno reso sicuramente professionalmente migliore, ma quello appartiene al passato, siamo pronti a rituffarci in una nuova avventura nel prossimo futuro. Un futuro che quanto è ancora vicino, Davide Mignemi? Si parla tanto, si vocifera di Siracusa, ancora non c'è l'ufficialità, però dovresti accettare la corte del presidente Ricci?
No, diciamo che comunque mi reputo un fortunato perché nel corso di questi mesi sono state tante le squadre che si sono avvicinate a me, sia nei professionisti e sia qualcuna anche dai dilettanti. Sceglierò a breve in base a quello che sarà il mio volere, in base a quello che comunque è la progettualità che vedrò in una società. Con David Florovalenka, il faro del Paternò che sale in Serie D, che ritorna in Serie D, una stagione davvero pazzesca perché avete avuto 2 vittorie e non è cosa, diciamo, di tutti i giorni vincere la Coppa Italia regionale, addirittura poi la Coppa Italia nazionale. Che voto dai e soprattutto che giudizio dai a questa stagione esaltante del Paternò Calcio? Del Paternò il voto deve essere proprio diviso in 2, perché se dobbiamo dare un voto al campionato, anche se siamo arrivati secondi dietro una grande squadra come l'Enna che ha fatto un campionato strepitoso, però il percorso nelle coppe è da 10 lode, perché arrivare fino in fondo nelle 2 competizioni, concentrandosi sempre sul campionato, perché anche se non l'abbiamo vinto non l'abbiamo mai lasciato perdere, quindi abbiamo mantenuto sempre un bello rollino di marcia. Questo fa anche che sia ancora più difficile mantenere la concentrazione anche sulla Coppa Italia Nazionale per arrivare in fondo un 10 lode. Posso dire che la media sarà un bello 9,5, quasi vicino al 10. Il 10 merita se avessimo vinto anche il campionato, per un bel 9,5 ci do a tutti. Per te a livello individuale è l'ennesima conferma dopo le vittorie con Ragusa, anche questa a Paternò. Evidentemente in Sicilia stai bene ma soprattutto vinci, cosa molto importante. È la cosa più importante, no? Perché alla fine è quello che conta. Sì, non mi devo rendere soddisfatto perché sono i frutti del mio lavoro e del lavoro di tutti i miei compagni, perché ormai non si vince niente da solo, e avere compagni del genere, stare in squadra con una mentalità vincente, con compagni che sono abituati a vincere, torna tutto molto più semplice. Davide, il futuro? Il futuro, addio pertenze, come si dice, però ci sono stati alcuni contagi, sono stati ora... ancora devo decidere io per continuare infatti questo rollino di marcia, perché una volta confermato voglio mantenere questa asticella così alzata e cercare sempre di vincere. Con Arialdo Giammusso, Penalty Awards, 11ª edizione che impatta a Caltanissetta in una cornice straordinaria, appunto quale è quella del Teatro Margherita. Volevo un suo pensiero, perché è probabilmente la stagione ideale, visto che la Nissa ha vinto il campionato d'eccellenza e l'anno prossimo sarà in D, quindi una stagione che si chiude davvero nel migliore dei modi. Chiaramente per noi di Caltanissetta, per noi della Nissa è un piacere poter accogliere questa manifestazione, ospitarla qui nel nostro storico teatro cittadino, ed è molto bello avere qui i Penalty Awards, una manifestazione che io ritengo di altissimo livello, nella quale partecipa il calcio vero. Il calcio vero non è quello dei miliardari della Serie A, quello che vediamo in televisione. Il calcio vero è quello che si svolge nei comuni della nostra regione, nelle piccole realtà dove si fanno tanti sacrifici, illuminati dall'amore dei nostri tifosi e accesi dalla passione di tutti noi, dei giocatori, dei dirigenti, di far bene. Presidente Giovannone, alza la posta, c'è la possibilità di vedere una Nissa in Serie D che sta continuando questo straordinario lavoro, grazie anche con l'unità di intenti che vi è con gli altri componenti e con gli altri soci. Chiaramente la Nissa ha una grande fortuna, è quella di avere un presidente fuori, diciamo, dallo standard. È un grandissimo presidente, il nostro ha seguito il lavoro che avevo iniziato prima io quando ero presidente della Nissa, e ho avuto anche il piacere di vincere questo importante premio dei Penalty Awards nel 2021. Quindi Giovannone sta facendo un lavoro strepitoso, un lavoro con tantissima professionalità, con tantissima organizzazione, e la Nissa è una società che è già organizzata come una squadra professionistica, quindi noi miriamo al professionismo, siamo tutti uniti, seguiamo il nostro presidente. Abbiamo lo scorso anno fatto una squadra che ha battuto tutti i record a livello europeo come vittorie e punti, la media punti nelle partite, quindi abbiamo raggiunto dei livelli veramente di eccellenza dal punto di vista organizzativo e sportivo. Adesso c'è davanti un'altra stagione, un campionato di Serie D nel quale noi cercheremo di essere protagonisti.
Sono con la famiglia Palma, con Angela, con Simone e con Flavia, un momento che Penalty Awards ha fortemente voluto nella intitolazione di un premio che andrà appunto a Pippo Leone, uomo di sport, un premio dedicato appunto a Santo Palma. A distanza di un anno Angela non può venire meno il ricordo verso un grande uomo e verso un uomo di sport. Assolutamente, infatti è un onore essere qui e soprattutto volevamo ringraziare Ettore per averci dato questa enorme possibilità, perché per noi famiglia il tenere vivo il ricordo di Santo è l'unico filo conduttore che oggigiorno ci tiene in vita, quindi davvero non esistono parole per rendere grazie ad Ettore per questa possibilità. Possiamo dire con un po' di presunzione che Santo sarebbe stato sicuramente qua in un contesto di questo, di un registro così alto, anche con profili di un certo tipo, anche perché Santo comunque ha sempre lavorato per progetti importanti. Assolutamente, tra l'altro Santo più volte è stato premiato e quindi era una passerella per lui inevitabile, il penalty, quindi purtroppo oggi siamo noi ad onorare Santo, però va bene così. Simone, pochissimi giorni fa, per esattezza domenica, all'Eo Soccer c'è stata una giornata di grande affetto, di grande condivisione e l'abbiamo anche più volte detto, l'abbiamo anche scritto, sarà ogni anno così per giocare, per condividere, per commemorare appunto tuo padre. Sì, quello di domenica è stato soltanto il primo passo verso tantissime memorie che verranno effettuate negli anni. È molto importante secondo me tenere vivo quello che è la memoria, il ricordo di mio padre, ma mi piacerebbe ancora di più tenere vivo quelli che sono i suoi insegnamenti e soprattutto quello che era il suo modo di cercare di cambiare questo mondo del calcio dilettantistico e quello che era la sua idea. Ecco, spero che soprattutto oggi, che è una buona occasione per rivedere tantissimi vecchi amici, calciatori, presidente, gente che comunque conta all'interno di questo calcio dilettantistico, vorrei che tutti abbracciassero quello che è il pensiero di mio padre per permettere al calcio dilettantistico di fare qualche passo in più. Con Pippo Leone una garanzia dello sport siciliano, non solo calcio, anzi tantissimi altri sport su tutti, pallavolo, corsa, insomma Pippo, un uomo di sport che vieni a Caltanissetta per ritirare un premio importante alla memoria di Santo Palma, dirigente sportivo e amico. Ma sicuramente sì, quando sono stato contattato e mi hanno detto che mi avevano assegnato questo premio, nello stesso istante ho sentito la grande responsabilità di questo premio e di questo signore, che chiaramente questo grande direttore sportivo che ha fatto tanto e poi purtroppo è andato via. Io chiaramente ho ringraziato l'organizzazione di avermi assegnato questo premio, penso di meritarlo perché da tantissimi anni che sono impegnato su 1000 fronti, come dicevi appunto tu prima, e sono strafelice di questo. Chiaramente non mi fermo, vado ancora avanti perché attualmente sono impegnato su più fronti, sto lavorando con RCS Sport, con la Gazzetta dello Sport, sto lavorando col Bicevolo con la federazione, stiamo dando una mano d'aiuto al nostro amico Peppe Bosco e ci diamo da fare per riempire le settimane, i mesi e anche l'anno. Con Sebastiano Paterniti, portiere, in estate beach soccer, quest'anno nell'Epic San Benedettese per il suo secondo anno consecutivo, ma nella stagione regolare, quest'anno in forza al Rosmarino che ha vinto il suo campionato. E allora Seba si vince, c'è anche una nomination, c'è anche la possibilità di vincere qualche premio personale, ma soprattutto comunque si fa sempre bene ovunque si vada. Sì, l'obiettivo è quello, di fare sempre bene a prescindere dal posto in cui si va. Poter contribuire ai successi di squadra, perché alla fine è quello, in ogni caso vince sempre la squadra. I singoli aiutano, ma è la squadra, è il contesto che alla fine trionfa. Rosmarino vuol dire evidentemente stare un po' più vicino a casa, ma lo abbiamo detto anche nella stagione, comunque una società che comunque tra i dilettanti si muove con armonia, si muove con una certa dedizione e passione.
Sì, io è stata una scelta più che altro dettata dal fatto che ho finito col beach con l'Europeo World Winner, abbiamo avuto diversi successi, però ho finito a ottobre, poi c'era il mondiale di mezzo, avevo delle situazioni un po' diverse, stando vicino a casa si è presentata questa occasione, questa società che si è rivelata veramente un'ottima società, che poi ovviamente ha allestito un organico ottimo e siamo riusciti a vincere questo campionato, quindi dico è stato un insieme di cose che ha portato ad arrivare a un grosso risultato finale. Maternity prossima stagione? Non lo so, tutto in divenire, al momento sono concentrato col beach, ho un po' di impegni tra qui, tra la nazionale, tra un po' diverse cose, quindi vedremo strada facendo. Presidente Stompo, una presenza fissa ai Penalty Awards, un anno dopo però c'è una stagione da suggellare con una grande promozione nella massima categoria dilettantistica siciliana, quindi essere qui presente ai Penalty, al di là del premio, è senz'altro un gran bel finale di stagione. Ma assolutamente sì, noi venivamo dall'anno scorso, eravamo presenti anche l'anno scorso, anche con uno stato d'animo diverso chiaramente, perché avevamo avuto una grande delusione perdendo la finale. Quest'anno invece ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo fatto una stagione straordinaria, ancora meglio di quella precedente, poi tutto si è suggellato con una grande vittoria, una grande festa in tutta la città e quindi è un piacere essere qui con uno stato d'animo diverso. I riconoscimenti sono sempre importanti, come la stima che ovviamente arriva anche dalla carta stampata, dalla comunicazione. Adesso c'è una nuova sfida, l'Enna ritorna in Serie D, che è una categoria molto importante. Ma assolutamente sì, come dicevi tu, i riconoscimenti fanno sempre piacere perché gratificano il lavoro fatto di tutti, non il nostro lavoro ma di tutti i ragazzi che ci hanno collaborato e hanno reso possibile tutto questo. Però chiaramente adesso ci cimentiamo con una categoria importante, una categoria che manca ripeto, da 34 anni, per cui bisogna rimboccarsi la manica, prendere la categoria e cercare di sbagliare il meno possibile. Come state progettando questa Serie D? Vedo che ci sono tanti cantieri aperti su tante situazioni. Ma sì, ci stiamo muovendo su diversi fronti, prima dal lato tecnico, il nostro direttore già è al lavoro da qualche settimana, ci siamo presi un paio di settimane di pausa come è giusto che sia e adesso lui già sta lavorando insieme a mister Pagana per allestire un organico che possa ben figurare in questa categoria, ma stiamo anche lavorando sul fronte stadio che da parte nostra abbiamo qualche problema per adeguarlo alla categoria, però ritengo che tutti assieme di concerto con l'amministrazione comunale che sta svolgendo anche loro un lavoro importante anche in termini di tempo chiaramente, riusciremo a godere della prima partita di Serie D dopo tanti anni nel nostro stadio. Mister Giordano, Penalty Awards 11ª edizione, sta per chiudersi una stagione molto importante per il calcio siciliano. Assolutamente, il sponsor dice che addirittura il prossimo anno avremo 12, mi auguro 13 squadre nel girone I della quarta serie, abbiamo 3 squadre Lega Pro, una in Serie B, quindi credo che quest'anno come non mai alcune società veramente hanno fatto delle cose spettacolari e quindi penso che il calcio siciliano si sia rimesso un'altra volta in gioco e mi auguro che il prossimo anno possiamo essere ancora più presenti per gli obiettivi che ogni società si prefissa. Cosa serve, cosa bolle in pentola evidentemente mister per la stagione a venire? Ma qualcosa di interessante sicuramente, la settimana prossima mi auguro di chiudere con questa società che stiamo parlando in maniera giusta, credo. Ci dia l'anteprima mister. Ma non sarà in Sicilia ma sarà in Basilicata. Grazie mister, in bocca al lupo, buon lavoro. Crepi lupo, grazie.
con il presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, qui ai Penalty Awards, 11ª edizione. Non poteva mancare il presidente per un saluto e soprattutto per testimoniare la bontà di una stagione che non è ancora conclusa, perché c'è il Modica che si sta giocando il Passepartout per la Serie D in Campania domenica. Ma presidente, è stata una stagione intensa, faticosa, estenuante. Percepiamo ovviamente ancora il calore, non solo a livello di temperatura di gradi centigradi, ma è stata una stagione direi molto importante. Sì, è stata una grande stagione, straordinaria, veramente combattuta, con campionati importanti a tutti i livelli, dall'eccellenza alla promozione fino all'ultima categoria, dove le persone si sono impegnate e sono animate sempre da questa grande dimensione della passione che ci aiuta e che ci aiuterà in ogni momento della nostra vita, e finché ci sarà questa dimensione della passione il calcio andrà bene. Io vengo dalla Sardegna, dove c'è il torneo Piras, la Sicilia degli Under 17 partecipa a questo torneo e abbiamo battuto alla grande il Lazio per 4-0, l'Umbria per 3-1, oggi giochiamo con la Toscana, ma è una partita pro forma perché abbiamo già superato il turno, quindi sono veramente contento. Ho interrotto questa esperienza per venire qua, quindi voglio dire, la dico tutta. Stagione dei tornei, ma oltremodo la stagione anche dei grandi numeri, 32 squadre in eccellenza, quasi praticamente 60 in promozione, la riforma del calcio giovanile. Abbiamo 2 gironi di elite, abbiamo gironi regionali, abbiamo gironi sperimentali fino a cascata ai provinciali, abbiamo scuole calcio che fanno il loro percorso, quindi presidente si può rimanere soddisfatti anche del basso. Ma da tutto, perché praticamente la riforma che abbiamo voluto era nel mio programma, l'abbiamo realizzata immediatamente, dopo un anno era operativa. Quest'anno con la categoria Elite siamo entrati in questa dimensione diversa, in questa dimensione nuova. È stato un grande successo, le società hanno apprezzato, abbiamo elevato la qualità dei nostri campionati, i risultati si vedono anche al torneo delle regioni e quindi va bene così, sono contento. Noi praticamente riproporremo questi campionati, questi gironi, questi format, perché stanno andando bene, ciò che va bene non si cambia, e nello stesso tempo siamo pronti per fare 2 cose importanti. Il Sabbie di Sicilia, che è il primo torneo di Serie B di beach soccer del comitato regionale, unico comitato regionale che lo fa con 4 tappe, molto attivo, e poi ci prepariamo per il torneo delle regioni. Sarà un grande torneo delle regioni. In questo torneo delle regioni non faremo soltanto sport, ma promuoveremo la Sicilia, promuoveremo il territorio, e quindi quello che io ho chiesto a chi sta curando la comunicazione, appunto, io voglio trasmettere gli odori, i colori e i sapori della Sicilia. Con Marianna Tomagra, punto danza, allieta sempre i Penalty Awards con momenti e stacchetti che evidentemente alleggeriscono anche e danno ulteriore slancio a quella che è la vostra splendida iniziativa. Sì, noi intanto siamo felicissimi anche per il secondo anno di far parte a questo meraviglioso evento, grazie a Ettore Tortorici per l'invito, evidentemente ha avuto fiducia in noi per chiamarci per il secondo anno e saremo ospiti durante la serata con delle coreografie. Coreografie che sono state basate su quali tematiche? Perché è sempre ritmi molto alti ai Penalty Awards, tanti premi, quindi bisogna evidentemente dare anche giusta energia e carica a tutti gli invitati. Sì, infatti ho preparato 2 coreografie proprio inerente a questa energia pazzesca che c'è durante questa serata, e vedrete, vi stupiremo con effetti speciali perché le ragazze sono veramente eccezionali, in gamba una coreografia molto strepitosa, molto energica, e sono certa che vi inchioderà e goderete anche voi della splendida esibizione che faranno. Punto danza a Scordia, raccontaci un po' della vostra splendida realtà. Sì, noi abbiamo una bellissima scuola di danza a Scordia che si chiama appunto Punto Danza, gestita da me e mia sorella da tantissimi lunghi anni. Abbiamo avuto il piacere di fare tante belle esperienze, abbiamo partecipato anche
al favoloso programma Bravo Bravissimo di Mike Buongiorno, La vita in diretta. Siamo stati anche in Spagna, in Romania, ospiti in trasmissioni televisive come Veo Veo, Polea de Stelle. Insomma, tante bellissime esperienze veramente nel panorama artistico, e quindi ancora sforniamo talenti, e dopo lunghissimi anni siamo sempre presenti sul panorama della danza, e già per noi è un grandissimo obiettivo. C'è la luna in cielo e io brucio d'amori, fuoco che si consuma come lume cari, l'anima chianci addolorata, non si dà pace ma chi mala nottata, lo tempo passa ma non aggiorna, non c'è mai soli no, se tu non torna. Brucia la terra mia e abbrucia lume cari, chi si ti dà qua ida io si ti dà morire, a cui la canto la mia canzone, se non c'è nudo casa faccia lu barconi.
c'è mai sole, no, se tu non torna. Brucia la luna in cielo, io brucio in gelosia. Mi giro e voto un tasto letto senza idea e mi consumo a poco se tu non torni e tu ti stume fuoco e mille spini in me cori una ogni notte passata a sospirare. Brucia la terra mia e abbrucia lume cori che si ti dà guaita e io si ti dà morire. A cula canto la mie canzoni, se non c'è nudo casa faccia a lu barcuni. Crescendo diventiamo picciriddi che capiti anni. E ora che sogno con una panza tanta, mi ricordo da questo, un mio quartiere, dove mi visti nascere e crescere. Sì, cresci semana inzammuliata di picciriddi, che da mattina anziché la sera giocavamo a pallone. E quando eravamo stanchi di giocare, mi scanciavamo i figurini dei calciatori. All'estero ognuno usò album dei panini. Chi era bello? Giocavamo sempre da mattina anziché la sera e certe volte ne ricoglievamo i casi che erano occhi tutti sminchiati o allora che magliette scicate. Invece di una partita di palloni pare che avesse stato una guerra tra bande da quartieri. Ma ognuno di noi, quando aveva un pallone a mezzo veri, e pare che era Paolo Rossi, Totò Schillaci, Lo tempo passava, ma la passione per i palloni no. Ma ricordo che i nostri partiti cominciavano subito dopo pranzo e finivano con scuro. Quando i nostri mazzi incazzati mi chiamavano Re Bacconi. Che era bello. Sempre ho sognato di diventare un calciatore serio, fino a quando non ha la possibilità di fare un provino. Credetemi, ad un momento mi sono sentito orgoglioso di me stesso, ma mai avessi potuto immaginare che ognuno avesse mi superi da un campo di stadio vero. Mi diceva fra mia e mia, verrà io, e venne di fare un provino contro i miei idoli. E quando mi assettai da panca do spogliatoio, do stadio Cibali, dunne prima di me hanno passato ciuri dei professionisti. Credetemi, mi indisiamme tagliate dall'emozione. E un mister ad un momento mi fece 1000 raccomandazioni e soprattutto mi disse: ten cura, non giacere mai che gambe tese sopra le gambe dei giocatori. Mentre mi canciavo, un mister mi fece queste raccomandazioni e dopo un poco di riscaldamento la partita ebbe inizio e si sfosse regolare. E quando finivo mi chiamavo e mi disse: con noi tu non hai nulla speranza, scegli una squadra di categoria minore, non ti può onorare la possibilità di giocare. Mi disse, con la pena in tuo cuore, ascoltai le parole e mi ritirai a casa.
mi riterai a casa con la cura e 6 anni come un cane bastoniato. Ma dopo tanti provini e sacrifici, uno mio buono. E finalmente, dopo che gli cava la lettera di convocazione, c'era un dei mani a me pazzi, un asciugava a 1000 pezzi, perché sopra la pagella scolastica c'era scritto in rosso respinto. Era ora di pensare a trovare un travaglio serio, l'anno passavano l'estero e come tanti amici miei appena scappo io. E di tanto in tanto così ne facevamo qualche partitella fra scapoli e ammogliati. La passione, il pallone non passavo mai e credetemi, quando vedeva qualche cosa muovere, tornava la fantasia e ogni cosa diventava un pallone per giocare. Ma la vita è una ruota che va avanti, sempre avanti. E l'unica cosa che mi resta è che quando vedo un pallone ci corro da presso e mi sento un picciretto. Ma vivere dei ricordi non è facile, il tempo passa e passa veloce. E l'unica cosa che mi resta da fare è che mi era una speranza e mi fa stare bene, sapete qual è? Che quando vedo un pallone muovere ci corro da presso come quando io ero un picciretto. Teatro Regina Margherita ospita l'evento più amato e atteso dal calcio dilettantistico siciliano. Signore e signori, benvenuti ai Penalty Awards 2024! Benvenuti! 11 anni fa nasceva questo progetto, ideato e condotto dal patron Ettore Tortorici, che tra poco prenderà possesso del suo palco, ma abbiamo voluto aprire con la moda sportiva, la bellezza delle nostre ragazze, indossano tutte quante il nostro brand Freddo Neve e ovviamente ci parlerà di questo importante brand il patron del brand, signori, Tony Freddo Neve. Eccolo qui, accompagnato dalla mascotte Antonia. Benvenuto, benvenuto. Allora, vieni, fai un passo in avanti, apriamo in questo modo, con la bellezza delle ragazze, con la moda sportiva, sport che sta a pennello con quella che è la tematica principale della giornata. Io, Tony, voglio chiederti, intanto Sa di Italia, Made in Italy, brand nuovo, raccontaci. Sì, allora il brand è nato 5 anni fa, da un progetto che avevamo in cantiere da parecchi anni, perché principalmente era trovare il prodotto giusto per un ottimo brand, diciamo. Sono da 5 anni, io sono di Catania, quindi vivo ormai da 18 anni a Pavia per motivi lavorativi e non ci dimentichiamo che prima dell'Unione d'Italia la Sicilia era all'avanguardia sul tessile, quindi tutto parte dalle nostre radici. Fra l'altro le mie radici sono, io sono di Catania, ma le mie radici sono di Porto Empedocle, un paese qua vicino, e questo è il nostro abbigliamento.
il nostro abbigliamento, la ricercatezza dei capi è quella di rispettare l'atleta. E non solo rispettare l'atleta, ma anche valorizzare, perché io ho visto anche dei dettagli che sanno un po' più anche di eleganza, non solo di sport allo stato puro quando si parla di completini e tute, ma ci sono anche dei piccoli particolari. Volevo ovviamente far notare che ci sono solo 4 modelli in questo momento, ma ovviamente c'è tanto da vedere. Allora, volevo che tu mi raccontassi questo jeans molto particolare, con questo stemma che ha anche lui una storia. Tra l'altro si chiama Ettore, so che non è in riferimento al nostro Ettore Tortorici, però ti lascio il microfono. Sì, allora come abbigliamento diciamo di rappresentanza invece delle classiche tute, da quest'anno abbiamo inserito una polo e un jeans che si chiama Ettore, con la figura del bulldog francese che è la nostra mascotte dell'azienda, il nostro Ettorino, e proprio per dare un tocco diverso diciamo, agli atleti. Ma principalmente, come dicevo prima, il rispetto dell'atleta è quello di far indossare dei capi, non dico di ottimissima qualità, ma meno media qualità, perché l'abbigliamento nello sportivo è importante e noi abbiamo l'abbigliamento sportivo principalmente nel calcio, lavoriamo con diverse società di calcio qui in Sicilia, anche con Calcio a 5 abbiamo avuto anche delle squadre di Serie 1 e principalmente abbiamo dagli accessori vestiamo tutti gli sportivi. E fra l'altro ne approfitto per questa bellissima location, Ettore Tortorici, il comune di Caltanissetta e tutti gli organizzatori, perché inserire il calcio in una location così molto bella è qualcosa di effettivamente il calcio dilettantistico, e ringrazio sempre Ettore Tortorici per dare voce al calcio dilettantistico, che poi secondo me è quello più importante, perché quello dei settori giovanili, quello che è più frequentato, il calcio vero, il calcio naturale, e dove i dirigenti fanno molta fatica per portare avanti le squadre, perché dalla Serie A alla Serie C si sa, fra presidenti, fra sponsor e tutto il resto è molto più semplice. Infatti noi diamo un taglio dell'abbigliamento e collaboriamo principalmente con le squadre dalla D alla terza categoria. Grazie. Grazie a te Tony, non andare via perché arriva la nostra meravigliosa Federica, che ricordo essere la madrina della serata. Ciao splendida Federica, perché vogliamo darti un ricordo di questa serata e ringraziare te, la piccola Antonia e tutte le modelle per questo meraviglioso brand che sposa Penalty Awards 2024. Grazie Tony Freddoneve. Grazie ragazze, potete andare, grazie. E noi apriamo ufficialmente lo spettacolo, lo facciamo affidandoci a un momento legato alla danza, anche se già nella prima parte abbiamo visto dei grandi artisti che più tardi avremo sul palco, ma adesso è il momento di punto danza, perché diamo inizio ufficialmente a Penalty Awards 2024! Come on, let's go. Return to the Mac, get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, pimp strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night.
una produzione esclusiva Play Village. Conduce Ettore Tortorici. Buonasera Caltanissetta, buonasera e benvenuti in questa splendida cornice del Teatro Margherita per questa 11ª edizione del premio più ambito del calcio dilettantistico siciliano, organizzazione Play Village sotto anche il patrocinio della Federazione Italiana Gioco Calcio, ma anche e soprattutto del gruppo 7 Gold Telerente che poi trasmetterà in differita questo evento. 11ª edizione a dimostrazione che quello che è stato costruito appunto più di 10 anni fa evidentemente aveva in previsione di continuare a far sognare i dilettanti che puntualmente ogni anno calcano tutti i campi di calcio, ma anche e soprattutto ogni anno un teatro diverso, quest'anno in questo teatro splendido di Caltanissetta. E allora per iniziare la nostra straordinaria rassegna del calcio dilettantistico siciliano con il contorno anche di tanti premi speciali, io invito qui sul palco per salutare tutti il vice sindaco proprio di Caltanissetta, Grazia Giammusso. Buonasera. Un palcoscenico straordinario per un calcio dilettantistico che non smette mai di fermarsi, continua sempre imperterrito con tante difficoltà, ma con la voglia appunto di divertirsi, far divertire e poi magari anche un po' di investire, perché quest'anno soprattutto nel calcio dilettantistico diciamo che gli investimenti sono stati considerevoli. Caltanissetta ospita questa 11ª edizione, siamo contenti perché avete un teatro meraviglioso. Sì, noi siamo strafelici perché comunque lo sport nella nostra città ormai da diversi anni è diventato veramente il fiore all'occhiello di tutta la Sicilia. Pertanto avere oggi qua il Gotha del calcio ci inorgoglisce ed è questa, diciamo, la strada che bisogna sempre tracciare per segnare quello che è quella sconosciuta, l'identità in una città. E il calcio può fare sicuramente tanto, facendo appassionare i ragazzi, le famiglie e quindi frequentando tutti i circoli sportivi e di tutte le discipline. Quindi noi siamo orgogliosi e vi diamo veramente il benvenuto. Grazie, e la cosa più bella è che comunque vedere la partecipazione anche di tante autorità all'interno di una manifestazione fa enormemente piacere. La realtà di Caltanissetta è in enorme crescita, a dimostrazione che quello che è stato fatto sicuramente lascerà un segno. Sì, di questo ne sono convinto, quindi noi speriamo tantissimo che il futuro sindaco abbia a cuore veramente il bene di questa città e che porti avanti in continuità quello che noi abbiamo fatto. E sono fiduciosa che almeno uno dei due candidati saprà farlo. Viva l'Azzurro! Grazie al vice sindaco di Caltanissetta, grazie a Giammusso. È un po' la caratteristica, diciamolo pure, della nostra manifestazione, aprire chiaramente con l'amministrazione che ospita l'evento e poi subito a seguire il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, il nostro amico straordinario Sandro Morgana, che invito qui sul palco. Buonasera presidente, buonasera. 11ª edizione, non dico che siamo diventati maggiorenni perché non lo siamo, ma abbiamo ancora tanta voglia di crescere anno dopo anno. L'11ª edizione ci porta dentro un progetto calcistico quest'anno soprattutto nel dilettantismo con grande gioia, proprio perché proprio il Paternò e poi anche il Trapani nei dilettanti hanno portato a casa una Coppa Italia nazionale. Intanto un saluto ai presenti, prego Presidente. Certo, intanto un ringraziamento a tutti, un saluto a tutte le società presenti, alle autorità, ai presidenti delle società, a tutti. Se permettete, essendo nisseno, un benvenuto a tutti a Caltanissetta. Siamo veramente felici insieme all'amministrazione comunale di ospitarvi in questo meraviglioso teatro, veramente. Allora, il discorso riguardante questa straordinaria cavalcata tutta siciliana nelle 3 coppe a tutti gli effetti del calcio italiano è una cosa meravigliosa. Se qualcuno si è distratto, sono 3 anni che il calcio siciliano va alla grande. Abbiamo risultati eccezionali, abbiamo campionati eccezionali, campionati di eccellenza eccezionali. Come ha detto, ci sono tante società che fanno grandi investimenti. Quest'anno è stato ancora più straordinario, ancora più importante, ma a tutti i livelli, dall'eccellenza
eccellenza all'ultima categoria di pulcini, veramente grandi campionati, 2 grandi campionati di eccellenza, in uno ha vinto la Nissa, nell'altro ha vinto l'Enna. Io sono contento che c'è il presidente Giovannone, che c'è Fabio Montesano, che c'è il presidente dell'Enna. Sono contento di incontrarli qua in questo teatro e di fare a loro gli auguri, i migliori auguri, nel senso più genuino del termine. E poi il Trapani è andato alla grande, il Catania è andato bene nei professionisti, il Palermo poteva, come dire, credendoci di più, andare in Serie A. Abbiamo il Paternò che ha vinto la Coppa Italia dopo tanti anni, e la cosa più importante è che abbiamo 12 squadre in Serie D che potrebbero diventare 13. Questo è il grande risultato del calcio siciliano, di un calcio che va alla grande nel vero senso della parola. Questi sono i risultati di uno sport che è lo sport degli italiani, che viene seguito da 40 milioni di italiani. Per questo il calcio va bene, perché questa dimensione della passione non abbandona mai le persone. Perfetto, grazie Presidente, ci vediamo dopo per un ulteriore spazio dedicato a lei personalmente. Grazie al Presidente Sandro Morgana, Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti. Siamo pronti a questo punto con i nomi di coloro che vincono questa 11ª edizione dei Penalty Awards, ed invito qui sul palco i giocatori che fanno parte del campionato di eccellenza, ma anche quelli del campionato di promozione. Chiamo intanto subito i ragazzi che fanno parte del gruppo come miglior centrocampista del campionato di promozione, ed invito qui sul palco Pierpaolo Ruiz del Città di Avola 2020 e Gioacchino Serio San Giorgio Piana. A seguire invito qui sul palco Andrea D'Amico del Pro Favara e David Valenca del Paternò Calcio. Eccoli qui che ci raggiungono. Ciao. Gruppo promozione, almeno per quest'anno. Nel frattempo ci raggiungono anche gli altri. Eccoti qui, pronto, ci siamo, perfetto. David Valenca, ma hai fatto i capelli biondi? Succede. Allora ragazzi, siete pronti? Mi portate la busta? Andiamo per ordine perché sennò impazziamo. Intanto quello dell'eccellenza, miglior centrocampista del campionato di eccellenza, stagione 23-24, Andrea D'Amico del Pro Favara. Andrea D'Amico del Pro Favara. Tra poco ti arriva anche la targa, ricordo. Nel frattempo Federica mi consegna adesso invece l'altra busta, perché bisogna anche conoscere chi fra voi due si porta a casa la palma quale miglior centrocampista. Eccola qui, grazie Federica. La seconda busta della giornata, miglior centrocampista del campionato di promozione, stagione 23-24, Gioacchino Serio, San Giorgio Piana. Possiamo consegnare prima ad Andrea D'Amico la targa come miglior centrocampista. Abbiamo anche il pallone freddoneve. Nel frattempo la domanda subito d'obbligo. Beh, Andrea, Pro Favara, stagione meravigliosa, vi siete fermati a un passo quasi dalla finale. L'importante è che comunque avete portato a casa un successo, non dico inaspettato perché il gruppo era molto interessante, diciamo che forse avete incontrato la squadra sbagliata nel momento forse più importante. Innanzitutto buonasera a tutte e tutti i partecipanti. Beh, Ettore, è stato un campionato abbastanza livellato quest'anno del Girone A. Purtroppo dall'altra parte avevamo una grande squadra, è stata una lotta a due fin dall'inizio, però vanno fatti i complimenti alla Nissa, al presidente Giovannone e tutti i ragazzi dove io ho fatto i complimenti perché hanno fatto una stagione, penso, strepitosa. D'altro canto noi abbiamo fatto una stagione importante. È vero. Purtroppo con queste regole assurde, con 2 pareggi siamo usciti, però va fatto anche un applauso alla società, al Pro Favara e tutti noi perché abbiamo fatto anche noi una stagione importante. Ritenterete la prossima stagione, mentre invece voi avete vinto anche una Coppa Italia nazionale, questa è la cosa più importante. David, tenendo presente che a Paternò mancava questa Coppa da tantissimo tempo, per cui averla riportata a casa è certamente un grandissimo successo. Sì, fortunatamente ci siamo riusciti a portare questo trofeo a Paternò, una città che aveva fame di calcio e respira calcio, è stato abbastanza importante. Un'altra partecipazione alle nomination dopo insomma, i grandi successi anche con il Ragusa Calcio. Grazie.
serio, e dobbiamo fare i seri e dire: l'anno scorso hai portato a casa il primo posto, quest'anno di nuovo, a dimostrazione che il tuo trend è sempre altissimo. Complimenti. Sì, intanto buonasera a tutti. Sì, sono molto felice per questi riconoscimenti. È normale che all'insegna di questi riconoscimenti ci sono dei campionati con altri ragazzi, quindi ho condiviso appieno questo premio con i miei compagni di squadra, perché senza di loro ovviamente non vengono riconosciuti questi premi. Bravo Gioacchino. Mentre invece il Città di Avola, attraverso tutto il giro dei playoff, ha finalmente accarezzato il soglio di questa meravigliosa eccellenza. Una bella conferma anche da parte tua, devo dire che una soddisfazione anche personale, perché poi sei entrato in nomination come migliore centrocampista nel campionato di promozione. Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, abbiamo fatto un girone dei playoff straordinari. Avanti abbiamo avuto un Vittoria che ha fatto la differenza. Comunque vi ringrazio. In bocca al lupo per la prossima stagione. Ragazzi, grazie, complimenti. Facciamo un applauso ai centrocampisti di promozione di eccellenza. Grazie, grazie a voi ragazzi.